Parte da Piazzola sul Brenta, dove è ospitata fino al prossimo 29 marzo nella piazza prospiciente la celebre Villa Palladiana, quella che sarà la vita itinerante della mostra La guerra dei Veneti e degli Italiani 1914-1918. Una mostra nei 100 anni dal conflitto e imperniata sulle immagini create per la Domenica del Corriere dal pennello di Achille Beltrame. Percorrere le vicende della Grande Guerra ha un senso particolare, si è fatto in Veneto, nel nostro Veneto, terra che ha vissuto tutta la durezza di quel conflitto, tutti i dolori che sono stati concentrati intorno alla linea del Piave e non solo, ma anche per scoprire il talento di un grande, giovanissimo Veneto, qual era Achille Beltrame, quando iniziò a disegnare le famose tavole della Domenica del Corriere. La mostra è stata concepita pensando che mentre ormai il nostro paese fortunatamente da 70 anni non sa più cosa sia la guerra, ci sono invece in essere in tutto il mondo conflitti come quello descritto da Beltrame, che con le sue pennellate tratteggiava in maniera straordinariamente realistica situazioni che gli venivano raccontate ma che lui non aveva vissute. Achille Beltrame, che era nato alla fine dell'Ottocento ad Arzignano e che era stato assunto da molto giovane alla Domenica del Corriere, che era il nuovo inserto della domenica del quotidiano di Via Solferino, riusciva a raccontare in poche pennellate delle situazioni che non aveva neanche visto lui direttamente, ma che gli venivano raccontate al giornale. Era un vero talento creativo di cui forse adesso si avrebbe un grande bisogno. Un pennello, un'arte, quella dell'artista di Arzignano, che oggi, superata dalla tecnologia, non ha più seguaci. Il pennello, la capacità di interpretare le sensazioni delle persone e di raccontare una storia è molto difficile da emulare. Forse un pensiero lo possiamo fare ai magici e tremendi disegnatori di Charlie Hebdo che sono stati massacrati come sappiamo.